Benvenuti ad un appuntamento molto particolare. Ho il piacere di intervistare il pioniere del pop tutto napoletano, meglio conosciuto come il Molleggiato, e di lui ricordiamo successi come Mari Mari, Acchiappa Te, a Bandana, ed è reduce dal suo ultimo lavoro discografico. È con noi con il lavoro Quello che gli altri non dicono, Mimmo Dani. Ciao Mimmo e benvenuto. Buonasera a te e buonasera al popolo da casa, come parli bene. Grazie Mimmo. Questo CD nasce in base ad una mia riflessione sull'amore e di come oggi lo si vive l'amore. Logicamente i brani sono 10, e i testi sono stati molto faticati e i miei autori sono stati molto bravi a capire di ciò che avevo bisogno. Quindi sono riuscito a interpretare quello che voleva essere il tuo pensiero in questo CD. Sì, comunque ci vuole un po' di pazienza per quanto riguarda, anche con me gli autori sono molto pazientosi. Molto pazientosi. Detto bene, no? Pazientosi, sì. Benissimo, non ti preoccupare. Devo premettere che questa decisione non è stata presa solo da me, ma dall'intera equipe di Mimmo Dani. Abbiamo valutato la cosa e abbiamo notato che Mimmo Dani, man mano che cresceva professionalmente, si accostava ad un'altra fascia molto più esigente. Per esempio i disoccupati, capito? A proposito di questo CD, la prima canzone particolare che salta subito all'occhio è Kill Chi è. Che non mi aspetto più, a cena non mangio con me. Dove già ti fai trovata, che scusa che tu male stai, che rega non mi può parlare, c'è sta qualcosa che non va. Si chiama casa non ci sta mai, a dove vai tu soltanto sai, io non te lascio ritmo mai, speravo che mi sbagliavo, che io che ne pensavo male, che non ti ci potevi bastare. Chi lo chiede, che in te sono chiama sempre rimedie, a dove hai conosciuto a chi lo ci hai fatto amore, a quanto dura sto rapporto, tu mi racconti morto, e sto complotto che facevo contrevere. Casa pigliato posta via rimedie, ormai tiene carte scoperte non può bleffare, che sta partito tu a stagione con me, e chi sta partendo son chi con me sempre con te. Molto particolare questa canzone, Mimmo, che faceva anche un po' riflettere, ma ritorniamo proprio al tuo lavoro discografico. Mimmo, come mai questo CD, Quello che gli altri non dicono? Aspetta un attimo, io ho una curiosità. A proposito di dire, mi ripeti un po' quello scioglilingua che si sente tanto alla radio, che è molto particolare? Lo ricordiamo anche ai telespettatori. Quello che... lo spot radiofonico. Sì, lo scioglilingua radiofonico. Ma quello che dico io, se avete in mente di dire quello che volete dire realmente, ditelo, prima che qualcun altro lo dica, perché se lo dicono prima che voi lo dite, dopo voi che dite, quello che non vorreste dire, e capite che lo catechismo? Allora mi pare adesso torniamo un po' sull'ambito un po' è logica la cosa, no? Sì, ma guarda, non fa una piega, detta così non fa una piega. Cosa fa? No, l'ho detto più lenta perché magari qualcuno può capire, ma che ha detto, non c'ha un significato. No, invece ce l'ha, secondo me ce l'ha il significato. Sì, sicuramente. Ah, secondo me, sei ancora, diciamo, anche tu sei... Sto ancora cercando di... Acchiappa te. Allora Mimmo, ce ne andiamo tutti in vacanza. Mimmo Dani, la vacanza. La vacanza. In
insieme. Ho il traghetto che aspetta, perciò vado di fretta. Possessiva e gelosa, mi rovino ogni cosa, ma che tiene paura che io possa cagnare. E me ne vado in vacanza con gli amici di infanzia e non mi mettere il muso, che quando torno ti sposo. E andiamo tutti in vacanza su quelle spiagge di Ponza, dove la notte si danza e ci prendiamo una spruzza. E dimmi, dimmi perché tu non ti fidi di me, la notte è lunga per te, perché non stai insieme a me. E me ne vado in vacanza, però tu giuro ti penso, pure se è lunga distanza, addorma sempre con te. Cicina, dopo telefonina, Rafiluccia e Peppina, stanno a 3 messaggini. Se mi fai che la faccia, fai a fumare sto traghetto, e nemmeno a casa che ma fai a pimmaccia. E me ne vado in vacanza con gli amici di infanzia e non mi mettere il muso, che quando torno ti sposo. E andiamo tutti in vacanza su quelle spiagge di Ponza, dove la notte si danza e ci prendiamo una spruzza. Ed era La vacanza, molto estivo questo brano, oltre ad essere molto divertente. Mimmo, ma pensavo prima proprio al tuo rapporto con i fan, e i tuoi primi fan sono appunto i bambini, divertiti da questi testi così particolari, e sono proprio loro l'aggancio invece poi con gli adulti. Ma tu come hai vissuto questo rapporto con i tuoi fan, in questo clima comunque di divertimento? Raccontaci un po' come la vivevi. I bambini, mi ricordo un aneddoto che ti voglio raccontare a te e al pubblico, perché non avevo mai avuto l'occasione di dirlo, adesso la dico. Stavo alle prime armi della mia carriera nel 1997-98, mi ricordo, con Ossessione, amico mio, Napoli Sbandato, quando a un certo punto esco da un locale e vengo circondato intorno alla mia auto, quando ho finito di cantare, da una massa di bambini che vennero vicino alla mia portiera e bussavano: fammi l'autografo, fammi l'autografo, fammi l'autografo. E io dissi: gira di là, vai dal mio manager che ti darà le cartoline e io ti filmerò l'autografo. E un solo bambino rimase vicino alla portiera, Arab, Arab, e bussava con un'insistenza proprio feroce, Arab, Arab, e piangeva addirittura. Quando a un certo punto disse vicino al manager, io, convinto della cosa: guarda come chiagnano per me, va. Il manager disse: Mimmo, guarda che non ridi chiuso in da porta, ora via chi. A quel punto rimasi veramente deluso della cosa, perché pensavo che lui chiagnava per me, ma non piaceva per me. Però comunque alla fine era dispiaciuto che i bambini si fece male. Ok, vai. Mimmo, continuiamo a scoprire il tuo CD con un brano molto attuale, Maliziose, che è la storia proprio delle ragazzine di oggi, queste ragazzine che cercano sempre di più di somigliare alle top model. Tu come le vedi le ragazzine di oggi? Io li vedo un po' che vogliono, non un po', li vedo che vogliono somigliare alle top model, ma non si rendono conto che sono più belle e più vere delle top model, cioè più naturale, bravo, non mi veniva, ce l'avevi sulla bocca della lingua. Mimmo Dani, Maliziose. Ragazze nude per la pubblicità, sui manifesti in giro per città,
sui calendari come si fa notare, e poi in tv ce n'è un'infinità, e mezze strade con tutte i panzavore, che le magliette a tuo vero cuore, e mi ricordo più corte e mutande, questa è la moda della sensualità. Maliziose e prosperose fanno invidia a queste rose, ma non cercano guaglione che va bene e poi si sposano. Maliziose e vanitose, trasformiste e spiritose, cambiano look e acconciature con una lampada di addirittura. Fanno guardare pure non da nell'età, mentre papà e ce lo usa e si mette a loccare. Maliziose e capricciose su carnale in de vase, su capace ogni cosa si sio tipo calma piana nasce. Jeans scagnata che piego consumata, e un fondo schiena la tinta andata state, e pure a pierna che grada sotto zero, sotto ciubbina si vestono leggere, e tinte pop, hamburger e maionese ci danno dentro e aumentano di peso. A primavera poi corrono ai ripari per cancellare tutti quei chili in più. Maliziose e prosperose fanno invidia a queste rose, ma non cercano guaglione che va bene e poi si sposano. Maliziose e vanitose, trasformiste e spiritose, cambiano look e acconciature con una lampada di addirittura. Ed era Maliziose. Allora, ascoltiamo proprio dalla voce di Mimmo Dani, chi le malamente. Non è? Ma manca poco. Mimmo Dani. Chiamata a casa ancora da tornare, sul telefonino non si fa chiappare, o conosce poco e non sai se ti può fidare. Sempre in casa mano per a te pigliare, sabato e domenica da faticare, lasciano dubbio tutte queste risposte che danno. Cambia tutti i giorni profumo e confonde il tuo fiuto e non sai che pensare, e volessi meno consiglio per capire che può fare. Chi lo malamente non è, ma manca buona, una cagnata già 33 e sti qua giocano. Chi lo malamente non è, ma manca buona, si ti innamorate di te, poi te ne attorno. Chi lo malamente non è, ma manca buona, chi sta sotto consiglio per te, come si sono. Ma come ti senti in tuo cuore, non dare te pensieri che ti fanno bloccare. Viva sti momenti d'amore e di mano chissà. Chi lo malamente non è, ma manca buona, non ti impara vita con me, se non ci preoccupa. Chi lo malamente non è, ma manca buona, solo tempo ti fa capire se ti va bene.
a ballare, tiene qui la carta quando da papà, cagna sempre albergo, prendo stesso posto non va. Poi scomparava una settimana per motivi di affangare e non dice a dove. Cagna e scagna macchine russo fuori strada e copere. Chi lo malamento non è, ma manca il povero, una cagnata c'ha 33 e sti qua giocano. Chi lo malamento non è, ma manca il povero, siete innamorati di me, tutto un attore. E un'ultima domanda prima di salutarci. Mimmo, con i tuoi CD ci hai abituati non soltanto ad ascoltare la tua voce, ma anche a vedere dei video molto particolari. Quello che ti posso anteprimizzare è che il video quest'anno avrà una particolarità, la prima particolarità che avrà, che non lo vedete solo in televisione, lo potete vedere anche nella macchina, comprandolo nel negozio. Ah, quindi sarà anche su formato DVD? Sì, sarà su è particolarissima questa cosa. Ecco la moda, tu devi seguire la moda e quindi ragazzi tutti quanti nelle macchine con le televisioni dietro che appoggia a destra, davanti. A vedere tutti i video di Mimmo Dani. È bello, ma tu in mezzo al traffico vedi che si stanno guardando i miei guardano la volta, avranno video migliori. È molto bello. Mimmo, non puoi dirci proprio niente di questo video. Quello che ti ho potuto anteprimizzare te l'ho antepremizzato. Va bene, allora non insisto. Più di tanto non posso. Poi Va bene, sarà Mimmo. molto simpatico, il video è un bel video. Ma ne siamo sicuri. Allora io saluto e ringrazio Mimmo Dani, ricordiamo il titolo del tuo lavoro. Quello che gli altri non dicono, mi raccomando. Che è una distribuzione Zeus Record e non ci resta che comprarlo. Io ringrazio Mimmo Dani, grazie Mimmo. A te, come ci siamo conosciuti, così ci salutiamo. A chiappa te. E prima di salutarci una chicca con delle immagini in anteprima. Ok, dovrebbe partire il video adesso. Dovrebbe partire il video? Quale video? Mimmo, il video, e che cosa facciamo partire? Il video nuovo? Il video nuovo? Il video non lo dobbiamo fare ancora. Mimmo, oh mio Dio. Ma Non l'avevi come? capito? No, non l'avevo capito. Stavamo Mimmo. in diretta, Vabbè, diciamo, sì, non- sì, vabbè, lasciamo stare, Mimmo. l'avevo capito. Ciao.